anche alla TG Sicilia, le principali notizie. Notte di paura alle Eolie in Sicilia settentrionale, terremoto a largo di Alicudi, con sciame di almeno altre 15 scosse avvertite in Calabria e pure a Palermo. Il sisma ha toccato una magnitudo di 4,6. Per fortuna nessun danno a persone o cose. Ravanusa nell'Agrigentino senza acqua da 20 giorni per le continue rotture della condotta che nessuno ripara. Reazioni rabbiose nel comitato cittadino di protesta. Intanto a Castelvetrano, nel Trapanese, l'acqua della diga si perde in mare. Si tinde l'associazione Guardiani del Territorio. Mondello, in corteo i lavoratori della Italo-Belga con lo slogan "Non siamo mafiosi", non vogliono perdere il lavoro dopo che la Regione ha revocato la concessione alla società che gestiva il litorale palermitano. Palermo, sulla scalinata del Teatro Massimo, ricordati gli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti di Cosa Nostra. Oggi è la giornata della memoria e dell'impegno antimafia. Catania, tentano di sottrarre 3 milioni a un'anziana, 2 misure cautelari, nuovi sviluppi di un'inchiesta per circonvenzione di incapace. Al via le giornate FAI di primavera. A Catania ha svelato un tesoro mai aperto, il Balneum, in piazza Dante. Sono le terme dimenticate di una domus romana del II secolo d.C. Calcio Serie B, unica missione tornare a vincere. È l'imperativo per il Palermo, fra poco in campo contro il Padova. L'ultima chance per provare a inseguire il sogno della promozione diretta. Partire dalle certezze. In C il Catania di Viali lunedì in campo contro il Casarano. La solidità difensiva finora è stata una garanzia, ma il nuovo allenatore lavora anche per aumentare la pericolosità offensiva della squadra. Bentrovati. Nelle Eolie apprensione per il sisma, ma per fortuna nessun danno. Scosse nettamente avvertite soprattutto ad Alicudi, Filcudi, Salina, ma anche a Reggio Calabria e pure a Palermo. Francesco Triolo. Erano le 2:46 quando la terra ha tremato nel Mar Tirreno. La scossa più forte, di magnitudo 4,6, è stata registrata al largo di Alicudi, seguita 3 minuti dopo da un secondo evento di magnitudo 4,3. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro si trova in mare, tra l'arcipelago delle Eolie e la costa settentrionale siciliana, ad una profondità di circa 29 km. Alle due scosse principali è seguito uno sciame sismico durato oltre un'ora e mezza, con almeno 15 eventi registrati in magnitudo compresa tra 2 e 3 gradi. La popolazione ha avvertito distintamente le scosse lungo tutta la fascia costiera, in particolare tra Palermo e Messina. Queste le testimonianze sui social. Ragazzi, eravamo a letto e stavamo dormendo, siamo saltati dal letto perché è stata forte. Proprio il letto si è sentito muovere e siamo saltati dal letto, guardate. Tutti svegli. Ora vediamo, ci andiamo a fare magari un giro, aspettiamo un'oretta. Sono le 3. -10. Ragazzi, l'avete sentito il terremoto? Niente, raga, io non ho paura di più. La verità, io non mi vergogno. Io mi infilavo un sottotuta perché mi attacchiva io scappo, ragazzi. Io ho troppa paura. A mia casa siamo tutti svegli. Nonostante la paura non ci sono stati danni a persone o cose, lo sciame sismico si è progressivamente attenuato fino all'alba. Gli esperti spiegano che l'area del Tirreno meridionale è ad alta sismicità, le scosse sono legate all'attivazione di faglie profonde, non sono eventi insoliti per questa zona. La situazione resta sotto monitoraggio, mentre la protezione civile invita alla prudenza, ma senza allarmismi. Altre notizie, Ravanusa nell'Agrigentino è da 21 giorni senza acqua, una comunità allo stremo che ora protesta. Costituito un comitato cittadino per ottenere risposte concrete. Davide Sardo. 21 giorni senza acqua e Ravanusa dice basta. Dalla riunione del comitato cittadino parte la protesta di una comunità ormai esasperata. Un incontro urgente per decidere il da farsi.
Sul tavolo le iniziative da intraprendere per chiedere interventi immediati e risposte concrete. Alla base dell'emergenza le continue rotture alla condotta del Tre Sorgenti che da settimane impediscono il regolare afflusso nei serbatoi comunali, lasciando famiglie e attività in grave difficoltà. In una mancanza di erogazione di acqua di 20 giorni noi dobbiamo sopperire a questa mancanza, quindi utilizzando le autobotti che abbiamo a Ravanusa. AICA non può assolutamente bloccare le autobotti. Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno mentre cresce la preoccupazione anche per le possibili ripercussioni sociali. Siamo stanchi di sentire dire da Siciliacque che ci staccano le utenze per questioni di debiti, per questioni non pagate. L'acqua deve arrivare comunque. I debiti e le difficoltà che ci sono vanno affrontate nelle sedi opportune, perché se non arriva l'acqua ai miei concittadini, così come agli altri cittadini delle comunità vicino, non si può parlare di altro. Adesso la città attende risposte concrete e tempi certi. L'emergenza continua, ma Ravanusa non intende più restare in silenzio. E poi c'è il paradosso della diga Trinità di Castelvetrano. L'acqua si sversa in mare e nel frattempo gli agricoltori non hanno modo di irrigare i campi. Stamane sit-in dell'associazione I Guardiani del Territorio chiedono risposte dal governo regionale e nazionale. Laura Spanon. Ancora una volta gli agricoltori della zona del Belice devono fare i conti col paradosso della diga Trinità di Castelvetrano. Vedere le paratie della diga aperte significa immaginare la quinta stagione estiva di seguito senza poter irrigare. Una situazione diventata inaccettabile per l'associazione I Guardiani del Territorio, che stamane si sono ritrovati per un sit-in pacifico nei pressi dell'invaso, così come si vede nelle immagini effettuate da Castelvetrano News. Parliamo di un comprensorio da 6.000 ettari vocato principalmente alla viticoltura. I lavori di adeguamento sono stati completati, ma ancora non si concede di accumulare l'acqua sino a 64 metri. Il limite concesso è 62 metri e l'acqua in eccesso viene così sversata a mare. Un paradosso, dicono i Guardiani del Territorio, che chiedono al Ministero proprietario della struttura di concedere l'ok a 64 metri. Sulla diga sono stati completati lavori per oltre 1 milione di euro. Alcuni sono stati realizzati dall'ufficio dighe della Regione, altri dalla Protezione Civile. Martedì 24 marzo verrà effettuato il sopralluogo dei tecnici sulla diga e nel frattempo i componenti dell'associazione hanno chiesto un incontro in Regione. L'assessore regionale Francesco Colaianni ha fatto sapere di aver inviato al Ministero delle Infrastrutture la richiesta di incremento della quota d'invaso e di essere in attesa della risposta. Mondello, ridateci il lavoro e le capanne. Sabato di protesta nella borgata marinara di Palermo per la rabbia dei 200 lavoratori stagionali e degli abbonati storici dopo la revoca della concessione della spiaggia alla italo-belga. Marco Cullà. Da un lato ci sono i ricorsi al TAR, le polemiche della politica, i lotti della spiaggia di Mondello da affidare, i mesi delle concessioni brevi. Dall'altro lato, invece, ci sono loro, i circa 200 lavoratori stagionali della italo-belga che stanno facendo i conti con la realtà, ovvero con un lavoro che probabilmente non c'è più. I lavoratori a tempo determinato verosimilmente non avranno un impiego per questa stagione estiva. Oggi la manifestazione a Mondello. Finito il militare, da ragazzino giustamente uno cercava di non pesare troppo ai genitori, ma poi è diventato poi un mestiere, visto che la possibilità qui in spiaggia mi ha dato la possibilità di lavorare fino a 7-8 mesi l'anno. A noi interessa che venga garantito il lavoro, che sia il lavoro lo garantisca la società Mondello o in futuro lo garantiscono altre aziende. Noi vogliamo garantito il lavoro. I colleghi, lavoratori stagionali che lavorano da 20-25 anni in azienda perché lavorano 5-8 mesi l'anno, sanno che hanno quel periodo di lavoro e si sono organizzati la vita per questo motivo. L'estate in spiaggia non sarà più la stessa, dicono manifestanti e lavoratori. Conosco tante persone, sia di Mondello, di Valdesi che di Partanna, che in questo periodo stagionale, nella stagione estiva, insomma, lavoravano e oggi non hanno certezza sul loro impiego.
21 marzo, non solo primo giorno di primavera, ma anche giornata dedicata al ricordo di tutte le vittime della mafia. Sono oltre 1000 i nomi che sono stati pronunciati dalla scalinata del Teatro Massimo di Palermo dai ragazzi di 31 scuole. Manlio Viola. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo. I ragazzi di ben 31 scuole in piazza a Palermo, nonostante la giornata libera, per ricordare le vittime di mafia. Sono saliti sulla scalinata del Teatro Massimo e da lì a turno hanno pronunciato tutti i nomi, oltre 1000, non solo per fare ricordo, ma anche per trasmettere idee che la mafia avrebbe voluto uccidere insieme alle donne e agli uomini. Oggi la mafia uccide molto meno, ma è molto più insidiosa, penetra le istituzioni e in alcuni ambienti riesce a diventare mito e ad attrarre nuove generazioni trasformando il criminale in eroe. Queste giornate servono proprio a interrompere quel circuito perverso di una mafia del passato che rischia di diventare, come dire, eroica per alcuni ragazzi, per alcune ragazze. Il messaggio veicolato oggi nella giornata dedicata al ricordo di tutte le vittime della mafia parte dai giovani ed è rivolto ai giovani e sono proprio loro, i ragazzi, a segnare uno spartiacque fra la violenza e la società civile. Ci dicono che quello che dobbiamo fare è sempre non dimenticare, andare avanti, cercare di portare questo pensiero. Dobbiamo ricordare tutti. Oltre Palermo, il ricordo è avvenuto in tante altre città d'Italia, mentre la manifestazione nazionale del 2026 si è tenuta a Torino. Come ogni fine settimana torna in diretta Il Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti. Oggi un'ampia intervista al presidente dei 5 Stelle Conte, che approfondisce tanti temi, dalla guerra in Medio Oriente con gli effetti che il conflitto può avere in Sicilia, alle questioni regionali, sanità e governo Schifani, fino al caro carburante. Tra gli ospiti in studio l'europarlamentare Stancanelli, il deputato nazionale Barbagallo e l'ex assessore regionale della DC Messina. Il programma andrà in onda alle 14.30 su Telecolor e domani su Antenna Sicilia alle 14. Catania volevano portarle via 3 milioni. Si arricchisce di nuovi sviluppi il caso della pensionata raggirata da una fioraia e un avvocato. Dopo gli arresti arrivano altre 2 misure. Orazio Longo. Le investigazioni sono partite dalla segnalazione dei funzionari di un istituto bancario catanese che hanno subordinato la truffa nei confronti di una loro anziana e facoltosa cliente senza figli né parenti vicini. Un uomo e una donna di 53 e 50 anni sono stati raggiunti da un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Catania su richiesta della procura per i reati di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita in forma pluriaggravata. Secondo gli inquirenti, gli indagati, in concorso con altri complici, avrebbero messo in atto azioni tese a impadronirsi del patrimonio della vittima ammontante a circa 3 milioni di euro. Già a novembre era stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una fioraia ritenuta l'ideatrice dell'operazione. Essendo vicina di casa dell'anziana, si sarebbe accaparata la sua fiducia e l'avrebbe manipolata e isolata, rendendola completamente dipendente da lei e da sua figlia. La vittima era stata invitata a non avere alcun contatto, neanche telefonico, con parenti o persone estranee. Il progetto criminale era ben mascherato da una parvenza di legalità, ma fondamentale per lo svolgimento è stata l'individuazione di professionisti e tecnici, un avvocato, un consulente finanziario e la segretaria di uno studio notarile. Alla vittima erano state fatte redigere 2 procure speciali e un nuovo testamento con la devoluzione dell'intero patrimonio a un ente religioso e la nomina della fioraia erede universale. Dalle indagini è emerso che quest'ultima si sarebbe adoperata anche per ottenere un certificato attestante la capacità di intendere e di volere dell'anziana, che invece è risultata portatrice di un deficit dei processi cognitivi. All'anziana vittima è stato nominato un curatore che sta tuttora provvedendo alla sua assistenza. Restiamo a Catania, scaricano di tutto e ci minacciano. Al TG Sicilia la denuncia di un allenatore molto noto che segnala una maxi discarica a ridosso di Viale Tirreno. Sul posto Torino De Mana. C'era una volta il prato, anzi il prato c'è ancora, solo che non si vede perché ormai sepolto da tonnellate di immondizia. Al posto del verde prevalgono il bianco, degli enormi sacchi che contengono scarti edili, delle carte di documenti e di una vasca da bagno, ma anche il marrone di sottovasi e tegole e tanti altri colori che non stiamo qui ad elencare. Benvenuti nell'ennesima discarica catanese, nella fattispecie in un'area a ridosso di Viale Tirreno, un'altra zona franca dove i controlli non esistono. Qui si viene e si butta di tutto in qualsiasi ora del giorno e della notte.
notte. Non distanti da quest'area, ormai trasformata in una gigantesca pattumiera, ci sono le abitazioni ed una struttura sportiva. È una vergogna per la città come Catania. Anche se è stato messo un cancello, ma il cancello è stato divelto, è stato rotto e la gente arriva con i camioncini, con le macchine e scaricano tutto quello che c'è da scaricare. Sul viale Tirreno 20 c'è un doppio problema ambientale e di sicurezza. Se noi per caso siamo in quel momento, siamo lì, io vedo che qualcuno sta entrando e qualcuno magari vado a redarguirlo, qua non si butta, magari ti minacciano. E lei è capitato? Sì, a me è capitato, mi è capitato anche a una signora, una mamma di un bambino che stava facendo una fotografia alla targa della macchina e questi l'hanno minacciata e la signora si è spaventata e praticamente se n'è andata. Da una discarica all'altra ci spostiamo in via Ugo Bassi per mostrare un altro scempio, forse un tempo videosorvegliato, oggi non più, visto che l'immancabile incendio di spazzatura ha messo fuori uso la telecamera che vedete, irrimediabilmente danneggiata, ma tanto, sarebbe servita a poco. Andiamo a Siracusa, dove polizia e carabinieri hanno arrestato un pregiudicato ritenuto responsabile, insieme a un complice, di aver fatto esplodere un ordigno in corrispondenza del chiosco Bulldog di via Foro Vittorio Emanuele II. A incastrarlo le immagini di diverse telecamere di sorveglianza. Antidroga. A Messina una donna di Roma, incensurata, è stata arrestata. Nel bagagliaio della sua auto a noleggio aveva 30 kg di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. 4 suoi presunti complici sono stati denunciati. A Palermo padre e figlio sono stati arrestati. In auto trasportavano 20 kg di hashish. Sempre a Palermo una donna è stata investita da un tir. In via P3 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla da sotto il mezzo e affidarla ai sanitari del 118 che, scortati dai carabinieri, l'hanno trasportata all'ospedale civico. Le sue condizioni sono gravi. Al via le giornate FAI di primavera. La delegazione di Catania apre i 21 luoghi tra tesori sotterranei, palazzi istituzionali, percorsi inclusivi, mai visitati, mai conosciuti. Tra gli altri un tesoro appunto mai aperto, il Balneum in Piazza Dante a Catania. Le terme di una domus romana del II secolo d.C. Eva Spampinato. Era qui sotto gli occhi di tutti, ricoperto da colate laviche, demolito da terremoti e poi sommerso da altre costruzioni. Davanti all'ingresso del monastero dei Benedettini, dove ogni giorno passano migliaia e migliaia di studenti, docenti, turisti. Eppure Piazza Dante custodiva un altro tesoro e ancora più antico delle bellezze monumentali che tutti noi conosciamo e ammiriamo quotidianamente, dal monastero alla chiesa di San Nicolò l'Arena. Eccolo, un balneum romano che risale, pensate, Risale all'età imperiale secondo-III secolo d.C. Era appunto una zona residenziale in epoca appunto tarda del periodo di Augusto. Impianto termico privato, si trovava nel giardino privato di una domus. Ad aprirlo per la prima volta al pubblico ci ha pensato il FAI Catania, che oggi e domani in città e provincia apre 21 luoghi tra tesori sotterranei, palazzi istituzionali e percorsi inclusivi per le tradizionali giornate di primavera. Da qui usciva l'acqua che andava a finire all'interno del calidarium. Il calidarium era la zona appunto riscaldata che si trovava in prossimità del prefornium, che era un forno dove appunto l'acqua veniva riscaldata. Poi c'erano anche i frigidarium, che erano le vasche di acqua fredda. Abbiamo appunto anche gli apoditerium, che erano degli spogliatoi dove appunto loro potevano cambiarsi. Memoria di un passato che attraverso i palazzi nobiliari e istituzionali, i saloni, le ville, le dimore antiche e le chiese storiche racconta il nostro territorio in continua trasformazione. Che bravi questi ragazzi, quante cose abbiamo imparato grazie al FAI. C'è tempo anche fino a domani. Adesso facciamo pausa, tra poco per il calcio alle 15 in campo il Palermo contro il Padova a caccia di riscatto. Il Catania si prepara alla gara di lunedì con il Casarano e Viali porta il suo credo tattico. State con noi, vi aspetto.
calcio, Palermo in campo a Padova alle 15, rosanero a caccia del riscatto dopo 2 passi falsi consecutivi. Inzaghi, dobbiamo tornare alla vittoria immediatamente. Marco Cullà. Unica missione, tornare a vincere. E questo è il messaggio chiaro dell'allenatore del Palermo Pippo Inzaghi per la trasferta di oggi contro il Padova. Ultima chance per provare ad inseguire il sogno della promozione diretta. Nelle ultime 2 gare un solo punto conquistato. I rosanero oggi a Padova devono riprendere la maestra via. Tutti hanno voglia di riscatto, anche noi. Abbiamo voglia, come dicevo prima, di tornare a vincere a tutti i costi, di fare la sosta nel modo migliore. Probabilmente in queste 2 partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, però se non è successo è solo per demerito nostro e dobbiamo subito tornare a conquistare i 3 punti. Inzaghi non dovrebbe cambiare molto rispetto al match di martedì scorso pareggiato con la Juve Stabia. Rosanero che dovrebbero scendere in campo così: Ioronen tra i pali, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo, Jonsen alle spalle di Poyampalo. Dopo questa sfida ci sarà la sosta per le nazionali. Chiudere con una vittoria, portare a casa i 3 punti, cercare di accorciare in classifica, poi avremo modo di riposarci per poi giocare queste 6 finali al meglio e vedere insomma fra 7 partite dove saremo arrivati. Oggi all'Euganeo fischio d'inizio alle 15, arbitro Marinelli della sezione di Tivoli. Il Catania prepara il match di lunedì con il Casarano. Viali porta il proprio credo tattico, ma vuole mantenere la solidità difensiva. Marco Carli. Partire dalle certezze. Questa è la prospettiva del Catania, almeno per la prima di Viali lunedì con il Casarano, insieme ad accorgimenti diversi legati ai movimenti e alla volontà di far crescere la proposta offensiva della squadra. Ma prima appunto le sicurezze di una squadra che a livello difensivo è e resta la migliore, soprattutto in casa dove resiste il record degli 0 gol subiti. La solidità difensiva è un fattore, retroguardia 3, come è stato finora, con la possibilità, arretrando un esterno, di portarla a 4 in alcune fasi. Flessibilità, come annunciava Viali in conferenza stampa. Ciò che non vuole essere flessibile è invece il risultato, perché contro il Casarano il Catania vuole i 3 punti, aumentano le possibilità di esserci per Cicerelli, mentre Forte spinge per ritornare in gruppo la settimana prossima. I rossazzurri affrontano una squadra che in casa viaggia a ritmi elevati, sesta nella classifica dei punti conquistati fra le mura amiche. Il rendimento si abbassa in trasferta con i pugliesi di Di Bari che hanno raccolto finora 14 punti. Dati statistici insieme allo stato di forma di Chiricò, 15 reti già per lui in campionato, numeri che servono ma che il Catania guarda fino a un certo punto, impegnato com'è nell'assimilare il metodo Viali, che parte come detto dalle certezze e dalla qualità di alcuni interpreti, che può riemergere un nome su tutti, Caturano. Con l'Altamura negli ultimi minuti ha fatto vedere quanto può diventare incisivo con i suoi movimenti. Dal bomber agli altri la media gol da aumentare è la chiave decisiva per i playoff. Ancora calcio, appuntamenti casalinghi domani per Trapani e Siracusa. I Granata ospitano al provinciale il Potenza, gli azzurri al De Simone il Picerno. Sergio Colosi. Gemelli fino all'ultimo, domani una sfida cruciale senza appelli, giovedì prossimo l'ennesima penalizzazione. Per Trapani e Siracusa, penultimi con 24 punti, il destino è appeso ad un filo. In attesa di un'altra udienza davanti al Tribunale Nazionale e Federale, la squadra di Aronica riceve al provinciale il Potenza con l'unico obiettivo della vittoria, indispensabile per evitare la retrocessione diretta senza play-out. Il Potenza, che in settimana ha vinto la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C contro il Latina, è decimo, rilanciato da 4 punti in 2 giornate dopo un doppio KO contro Benevento e Cosenza. Confermato il Trapani, che nel turno precedente ha pareggiato a Picerno con Balla, Winkelmann e Benedetti trequartisti, Battimelli punta. Siracusa-Picerno è sfida salvezza ad alta tensione, con le 2 formazioni divise in classifica da 8 punti. Quello di domani sembra l'anticipo di un possibile play-out, ma l'esito di questa gara, l'entità della seconda penalizzazione degli azzurri e le ultime 5 giornate potrebbero mutare l'attuale scenario. Tifosi chiamati a raccolta al De Simone, con sconti per donne e under 18. Turati perde lo squalificato Riccardi, ma recupera Zanini. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie come al solito alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.